R-Conti a 0,90, incidenza di 92,9 casi ogni 100.000 abitanti, occupazione delle terapie intensive al 5%, al 3% per l'area non critica. Questa è la situazione di un Veneto in piena zona bianca, che al momento non corre il rischio di un passaggio di fascia, ma la curva dell'infezione in Veneto non rallenta e quindi è necessario mantenere alta l'attenzione, il monito del presidente Zaia. Tocca al dottor Mongillo del Dipartimento Prevenzione disegnare quello che potrebbe essere lo scenario in termini di contagi e terapie intensive da qui alle prossime 3 settimane. Previsione che, precisa Mongillo, ha un margine d'errore che nei precedenti modelli è sempre stato al di sotto di quella che era considerata la soglia accettabile del 10%. Per quanto riguarda le stime per le terapie intensive, si è preso come dato di partenza quello dei posti letto occupati 48 ore fa. 48 ore fa avevamo 53 posti in terapia intensiva, la proiezione a 3 settimane è di arrivare con un piccolo aumento a 60 posti occupati di terapia intensiva. È una variazione stimata di circa 7 posti occupati, se volete anche in percentuale circa l'11% in più di quello che abbiamo oggi. Per le previsioni sui contagi il dato di partenza è quello di 4 giorni fa per evitare possibili ritardi diagnostici o di registrazione e quindi avere basi solide di analisi. 4 giorni fa quindi avevamo 12.945 soggetti attualmente positivi, la stima di qui a 3 settimane è di arrivare a un incremento di circa 1.800 nuovi positivi, per un totale di 14.700. Pari ad un incremento di positivi rispetto a 4 giorni fa del 12,4%, ma la settimana prossima potrebbero arrivare anche i primi risultati di una nuova stima legata ai decessi. Quanti decessi abbiamo evitato con la vaccinazione? In preparazione poi anche un'ulteriore analisi. C'è un grafico che mette in relazione tutti i decessi che ci sono stati in Veneto e in particolare i decessi all'interno delle case di riposo. Si vede che la curva dei decessi nelle case di riposo è praticamente ridotta al minimo da quando c'è la vaccinazione, mentre è continuata al di fuori delle case di riposo.